Rieccoci Ivan, come promesso, gli lasciamo anche un attimo di tempo, forse anche per metabolizzare i tanti spunti, i tanti temi che Ivan, secondo me, ha in qualche maniera affrontato con questo film. Tu, Ivan, lo dicevi all'inizio, sei partito da un fatto concreto, che è da un fatto, insomma, strettamente legato alla terra da cui vieni, tu sei originario, insomma, di Monfalcone, però per fare un'operazione che appunto è molto più ampia. Ecco, forse magari qualcuno tra il pubblico poteva aspettarsi appunto una storia strettamente legata al tema, al problema anche insomma, che esiste a Monfalcone, a cui accennavi insomma, dell'amianto, ma questo in realtà mi è sembrato appunto uno spunto per un percorso, per una storia molto anche più intima e più personale che tocca tanti temi. La prima cosa però che volevo chiederti si riaggancia alla cosa che ci hai detto nell'introduzione. Ci hai parlato di un tempo molto lungo per lavorare a questo film, 10 anni. In realtà forse hai detto ho fatto un arrotondamento per difetto, per in realtà l'inizio, correggimi se sbaglio, addirittura un cortometraggio, ma siamo nel 2009. Raccontaci dal 2009 al 2023 un arco molto Sì, lungo. racconto brevemente però. In sintesi. Sì, nel senso che io nel 2009 ho fatto un cortometraggio che si chiamava Polvere, che aveva già il nucleo di questa storia, quindi c'era una donna, una vedova, che entrava in una casa come badante per vendicarsi. Insomma, questo corto, se vi interessa, lo potete vedere sul mio Vimeo, è libero, insomma, ve lo potete guardare. Fatto questo corto, insomma, era comunque evidente che un cortometraggio non bastava, quindi insomma ci siamo detti ci vuole molto di più, ci vuole un lungometraggio, e lì è cominciato appunto questo lungo lavoro di scrittura, di approfondimento, in cui fra l'altro il protagonista del corto era Francesco Carnelutti, il papà di Valentina Carnelutti che avete visto nel film. E quindi insomma, ci sono state tantissime versioni di sceneggiatura in cui insomma, i personaggi sono stati tutti ringiovaniti di 10 anni circa. E c'era nelle prime versioni molto più spazio ai figli, che a un certo punto avevano anche una storia, che poi insomma in realtà ho tolto, perché insomma sembrava che scippassero poi tutto il film ai genitori, quindi insomma è stato fondamentalmente un lavoro di scrittura nell'andare ad analizzare proprio nei dettagli, no, tutte le dinamiche che si potevano creare in una situazione simile, e poi anche insomma tanto ascolto delle vedove, nel senso che insomma io temevo molto la reazione delle vedove sia al corto che anche al film, e soprattutto col corto insomma mi potevo aspettare anche una reazione del tipo: come hai potuto dipingerci così, come insomma, delle potenziali assassine. In realtà una di loro in particolare mi aveva detto: no, no, ma io mi sento così, io a questi li soffocherei. Che è una cosa che ho sentito poi varie volte, che mi ha colpito molto, anche perché secondo me raccontava non tanto quello che uno pensa, ma come uno si sente, no? Però poi in realtà nel cinema si può fare, nel cinema puoi mettere qualcuno davvero in quella situazione, quindi mi chiedevo: ma poi è realmente così? Cioè, se sei lì poi davvero andrai a ferire, colpire o magari uccidere una persona? Secondo me no. Le cose sono molto più complesse, quindi io mi ero concentrato proprio su questo, nel andare a esplorare tutte le dinamiche possibili, soprattutto nel mondo fisico, no? Perché un conto è quello che pensa la testa, un altro modo è come si comporta il corpo, e sono due binari che spesso neanche si incrociano, e probabilmente questo sono le parti più controverse, no? Forse del film, del rapporto fra loro due.
Questa è forse anche però la dimensione che dà questa capacità al film di parlare a un pubblico molto, molto più largo, quindi la tua scelta di non fare un film eccessivamente legato anche alla vicenda specifica, ti chiedo come è stato visto il film a Monfalcone, dove ovviamente l'hai presentato, nello stesso tempo il film ha già iniziato, anche se insomma è alle prime tappe, un percorso molto ampio. Il film è stato presentato a Tallinn, a Sofia, a Bari, dove ha vinto tra l'altro il premio Ettore Scola per la miglior regia, e qualche giorno fa a Pechino. Come mondi così distanti, insomma, da tutti i punti di vista, hanno, diciamo, raccolto tutti gli stimoli appunto di un film che, come dicevi, in realtà dietro a questo spunto nasconde appunto un pensiero profondo sul senso di colpa, sull'elaborazione del lutto, insomma, su temi, voglio dire, universali. Beh, sì, in questo senso non posso dire di aver visto grosse differenze, nel senso che ovunque sono stato, compresa Pechino, qualcuno ha alzato la mano e ha detto un mio familiare è morto di amianto. Questo è successo ovunque. E a Monfalcone forse c'era una parte di pubblico, insomma, più fra virgolette militante, che ecco, magari si aspettava appunto il film il film politico, il film di denuncia, il film che ricostruisse la lotta delle vedove, degli operai per il riconoscimento, insomma, del torto subito, e con cui ovviamente io sto dialogando molto, con quella parte lì, perché insomma ci sono delle scelte che rivendico, no? Nel senso, vabbè, prima noi eravamo a cena, fantasticavamo su come Ken Loach avesse fatto questo film, no? Probabilmente, insomma, dico io, lui probabilmente avrebbe fatto un film in cui a un certo punto le persone cominciano a morire, le vedove si organizzano, no? Viene messa in piedi una battaglia che porta a qualcosa di concreto, che era forse il film che qualcuno si aspettava da me. Ma non è così, nel senso che io rivendico il fatto che per una o due vedove che parlano, si espongono, si organizzano, ce ne sono altre 10, 20, 30 che se ne stanno da sole in cucina a rimuginare no, su queste cose senza avere come dire, un percorso ben chiaro su cosa fare e soffrire in silenzio, che è quello che poi in realtà concretamente succede. E quindi insomma è un film che forse parla più di loro che di quelle che invece hanno giustamente e coraggiosamente fatto una battaglia a cielo aperto. E c'è il tema appunto dell'elaborazione del lutto che dicevi essere centrale, in questo senso si riaggancia un altro dei temi del film, il rapporto diciamo tra generazioni, tra genitori e figli, no? Alla fine vediamo due donne e un uomo diciamo protagonisti, coprotagonisti del film e altrettanti figli che hanno anche dei rapporti completamente diversi e incarnano un po' le diverse visioni. Dicevi che nella prima stesura, nella parte iniziale di questo percorso c'era più spazio per questa storia, ma questo è una cosa che è rimasta perché hai deciso di diciamo, affievolirla un po' nella versione poi finale. Ma allora, sicuramente c'è questo tema e c'è il tema di come poi a un certo punto i figli, a loro malgrado, si devono caricare sulle spalle i genitori. O il loro malessere, la loro sofferenza, oppure anche le loro responsabilità, che non sono dei figli. E questo io lo prendo fondamentalmente come un dato di fatto, non come una scelta. Penso che questa sia di base una tappa della vita che fanno i figli, che a un certo punto piovono addosso le colpe o le scelte dei genitori e anche loro sono costretti a, se non a condividerle, a prendere una parte. E
questo è stato più enfatizzato, diciamo, in questa versione del film, insomma, mentre invece nelle versioni precedenti a un certo punto potevamo addirittura parlare di un Romeo e Giulietta dell'amianto fra i figli, che addirittura avevano una storia, insomma, una cosa che poi ho eliminato perché poi scippava in qualche modo la storia ai genitori, no? Però insomma quello che ho cercato io di metterci sono proprio frammenti di vita, se non reali, perché questa insomma non esiste, questa cosa me la sono inventata io, insomma non è che c'è una vedova che è finita a fare la badante, questo non risulta, quindi se non reali però veri come relazioni, no? Come rapporti fra le persone, come rapporti dentro una comunità che poi è stata avvelenata dall'interno, no? E in questo senso questo è il personaggio di lui, di Gorian, che era uno di loro, nel senso che loro ce l'hanno tanto con lui perché non era come magari qualcuno si poteva aspettare, il grosso, grasso capitalista con la bava alla bocca, ma era un operaio come loro, e quindi per loro è doppiamente un traditore, e questo forse, ecco, ha spiazzato un po' qualcuno. Senti, parlando invece degli attori, vabbè, ci sono due volti insomma molto, molto riconoscibili, quello di Valentina Carnelutti e quello di Branko Zavrasan, che abbiamo visto, insomma, che probabilmente anche il pubblico ricorderà, insomma, in Tir di Alberto Fasullo, senza andare tanto lontano, rimanendo qua in regione. Come li hai scelti? Avevi pensato subito a loro? Hai fatto un casting? Perché ovviamente hanno insomma, un ruolo determinante all'interno della storia, in particolare penso insomma, a Branco che di fatto recita solo col corpo. Insomma. Sì, in realtà no, sono andato a colpo sicuro su di loro, non ho fatto neanche un provino, nel senso Valentina la conoscevo già da tanti anni, da quando avevo fondamentalmente conosciuto suo padre per il corto, e non avevo pensato subito a lei perché all'epoca in cui avevo iniziato a scrivere lei era troppo giovane. Però il film poi per maturare ci ha messo talmente tanto tempo che pure lei era Vi arrivata siete poi rincorsi alla fine. sì, è arrivata all'età giusta, quindi insomma io poi l'ho sempre seguita nei film che ha fatto, insomma, perché lei ha fatto tantissimi film, ha fatto una trentina di film, è un'attrice estremamente esperta con cui magari mancava ancora un ruolo, no, da protagonista assoluta in una parte così complessa, e Branco anche, insomma, su di loro non ho fatto provini, ho fatto i provini per gli altri sì, quindi no, loro a colpo sicuro. Senti, due parole ancora su Branco, nel senso che la sua parte appunto è veramente molto complessa, insomma, ha una recitazione appunto davvero impegnativa. Come vi siete, come avete lavorato insieme, come vi siete approcciati appunto a una anche rappresentazione della malattia che immagino essere stata insomma abbastanza delicata. Insomma. Ma fondamentalmente studiando, senza studiando. Io ho studiato tantissimo l'ictus, già proprio per la sceneggiatura, soprattutto i risvolti psicologici che poi vedevo si fondevano perfettamente con quel personaggio, cioè il fatto di mentire, di fare la vittima, insomma sono cose che succedono nelle persone che si ammalano a loro malgrado e senza colpevolizzare. Poi Branco ha studiato tantissimo, insomma ha frequentato case di riposo, ospedali, medici, quindi ha fatto un lavoro di preparazione estremamente puntiglioso, e poi mentre giravamo la cosa era con Valentina e Branco tutto sommato semplice, nel senso che loro sono degli attori talmente precisi che io li chiamavo proprio cecchini su quanto fossero precisi,
a cui si potevano chiedere veramente minime variazioni, quindi procedevamo appunto per piccole variazioni per ogni chuck, di modo che poi la recitazione si potesse anche montare in un secondo momento durante il montaggio, no? Quindi per esempio sarebbe, con il materiale che c'era, sarebbe stato possibile fare una Angela estremamente più cattiva, fra virgolette, estremamente più vendicativa, estremamente anche più viscida se vogliamo, oppure molto più sottomessa, perché si andava a chiedere proprio piccole variazioni, e su Branco un po' la stessa cosa, ecco. E questo perché insomma sono due attori preparatissimi che si sono dati tantissimo, quindi insomma io sono ben consapevole che per fare un film di questo tipo non puoi sbagliare gli attori, nel senso che se sbagli gli attori viene fuori una porcata. Su questo io ero perfettamente consapevole, quindi insomma sono felice di averlo potuto fare con gli attori giusti. Beh, adesso come tradizione diamo anche la parola a voi, quindi se avete qualche curiosità per Ivan, qualche così anche spunto, pensiero, insomma, un po' sui temi del film, insomma. Chi vuole rompere il ghiaccio? Beh, intanto complimenti per il film. Io mi aspettavo un qualcosa non alla Ken Loach ma alla Alfred Hitchcock. Tant'è vero che ti sei anche ritagliato un piccolo ruolo, un'apparizione, un cameo alla Hitchcock. Però la cosa che volevo chiederti è il titolo, sì. L'uomo senza colpa. Sì. In realtà di colpe ce n'ha. Sì. Come mai questo titolo che sembra quasi assolutorio? Sì, no, per me non è un titolo assolutorio, ma è un titolo che dà la dimensione, diciamo, esistenziale di lui, no? Nel senso che lui riesce a sfuggire a un processo, quindi per la società non è colpevole, ma per la legge, ecco, non è colpevole, ma per quelli che stanno intorno a lui non è innocente, non ha dimostrato di essere innocente. E quindi è un titolo che per me lo mette in quell'area grigia dove la giustizia umana non riesce ad arrivare, che è quella che per esempio in cui ci sta in molti casi anche l'amianto, nel senso che è vero che su Casale Monferrato, per esempio, sì, possiamo parlare di grassi capitalisti che vivevano in ville in Svizzera e che se ne fregavano, ma su tutto il resto, Monfalcone, Marghera, Taranto, non era così, era una catena di comando ben precisa in cui tutte le responsabilità, no, si dissolvevano l'una dentro l'altra, in cui la giustizia fa una gran fatica ad arrivare. E quindi questo è, diciamo, il suo stato, che non è innocente e che non è colpevole. E poi la colpa insomma, evoca anche quello che è il senso di colpa che in lui comincia a crescere tramite lei, insomma, è lei che è col rapporto con lei che comincia a prendere consapevolezza. Sì, il film gioca molto su questo, nel senso ci sono, credo, anche tutta una serie di indizi, di insomma, suggestioni che poi tu dai che ovviamente in qualche maniera instillano questo dubbio, no? Negli occhi di chi guarda. Penso alla frase in cui lui viene accusato, dove si dice lui è l'unico che non ha messo l'amianto nella sua casa, quindi vuol dire che sapeva, quindi in qualche modo deve essere colpevole, no? Che è una colpa però appunto etica quasi.
Sì, Non è una colpa, cioè non è una cosa che può, immagino, spendere in un tribunale, no, dire nel senso, la prova è che lui non ha messo l'amianto a casa non sua. è in tribunale, non vale nulla, Non rende ma nulla. è esattamente questo, è una dimensione etica, nel senso che lui aveva il dovere di proteggere i suoi operai e invece ha pensato a proteggere se stesso, ma è stato comunque troppo tardi, perché alla fine si è ammalato anche lui. E questo, insomma, secondo me rende un po' la dimensione della così complessa, no? Come quando un qualcosa diventa sistemico, nel senso che speriamo di no, ma se fra 20 anni viene fuori che il wifi, i telefonini, eccetera, eccetera, verrà fuori che qualche big boss delle telecomunicazioni si era schermato la casa, probabilmente verrà fuori, ma si ammaleranno tutti, compresi quelli che con questo si sono arricchiti. E quindi per me era più andare ad esplorare una dimensione etica un po' alla tragedia greca, no? In cui poi alla fine sono tutti vittime di loro stessi. Ciò detto, non credo sia un film assolutorio e non è un film in cui si dice porgi l'altra guancia. Comunque non credo sia questo, nel senso che anche se c'è una scena, diciamo, pacificatrice verso la fine, più, insomma, io nel mio piccolo ho cercato forse di indicare una strada possibile nel poter girare pagina, no? Nel fare un passo avanti, nel senso che quando hai subito un lutto così grave, in cui poi non hai avuto neanche la giustizia che ti aspettavi, c'è un modo per voltare pagina? Questa, insomma, era una delle domande che mi ero posto. E una risposta possibile è sì, ma solo se c'è il riconoscimento della controparte del torto subito, ecco, o meglio del torto che la controparte ha recato. Non c'è, insomma, secondo me non c'è altra strada possibile. Quindi, insomma, diciamo che le ultime due scene, insomma, la cena e il suicidio, indicano questo, nel senso chiedi perdono e fatti da parte, insomma, simbolicamente parlando. Poi non sentono gli altri. No, io volevo chiedere, da non esperta di cinema ovviamente, intanto beh, una considerazione che in questa genesi così lunga di quasi 10 anni di sviluppo del suo film, che un po' quasi ricorda il tempo di latenza della patologia stessa, se c'è nel suo film un tassello, un frame, un dialogo che in questi 10 anni lei l'ha sempre collocato come fondamentale, che non l'ha mai ritrattato. Non so se riesco a porle la domanda. Ho capito. Un qualcosa che in questi 10 anni non ha mai cambiato, forse il pezzo centrale, quello che ritiene la sua scelta migliore. Sì, allora non è mai cambiato il rapporto fra loro due, fra Angela e Francesco. Quello come dinamica non è mai cambiato, nel senso, come dialoghi non lo so ben dire, perché io non credo tanto nei dialoghi, credo più insomma, nel gesto, nell'azione, nell'immagine, quindi come dialoghi ci dovrei pensare un po'. Però ecco, quella dinamica lì, quella non è mai cambiata, è sempre stata il centro nevralgico di tutto, e parlo dell'intera dinamica, cioè sto parlando dell'odio ma anche dell'erotismo, di quelle pulsioni emotive che non riusciamo a controllare,
Insomma, questo anche penso sia una parte abbastanza controversa, quella insomma c'è sempre stata, il fatto che, sì, lo dicevo prima, no? La mente ti dice di odiarlo, ma il corpo dice un'altra cosa. Questa dinamica qua era per me probabilmente una delle cose più importanti da esplorare nel film. È una di quelle cose su cui ero pronto a prendermi le sassate dalle vedove, che insomma però non è successo per il momento. Poi non fate quelli che appena usciamo fate 200 domande, che io devo fare un po' di strada e andrò via presto. Quindi non abbiate paura. Nessun altro pensiero così? L'ultima cosa te la chiedo io, Ivan, che riguarda, abbiamo parlato del linguaggio non verbale, su cui hai chiesto appunto uno sforzo e un'interpretazione davvero superba a branco, però c'è anche tutto un lavoro appunto sulla lingua, proprio su lingue diverse a livello narrativo. Come ti è venuta questa scelta? E soprattutto, visto che l'hanno visto appunto, il film l'ha visto un pubblico molto, molto eterogeneo, questa differenza è stata percepita all'estero? Ti hanno chiesto spiegazioni? Come l'hai anche raccontata questa scelta? Sì, allora intanto due cose, no? La prima è il dialetto, nel senso che il film non era stato scritto in dialetto, era stato scritto in italiano, anzi poi per lungo tempo era scritto direttamente in inglese e poi ritradotto in italiano. E poi insomma quando abbiamo cominciato a fare le prime prove, ma questo era proprio subito prima delle riprese, qualche giorno prima perché non c'era tempo, e si diceva beh, mettiamoci qualche parola ogni tanto di dialetto, però questa cosa poi era diventata proprio una valanga finché non si è detto fondamentalmente si fa tutto in dialetto, che era la cosa giusta da fare perché insomma la classe operaia di Monfalcone, di Trieste, del Carso non parla in italiano, a casa si parla in dialetto, che è un dialetto poi misto allo sloveno, insomma. E questo diciamo che è stata un po' l'ultima fase anche di sceneggiatura, no? Di radicarlo così tanto sul territorio, nel senso che a un certo punto mi ero reso conto che appunto, visto che l'amianto è ovunque, è una dinamica simile, può succedere ovunque, a un certo punto mi sembravano quasi topi da laboratorio che li potevi mettere a San Francisco, a Shanghai e a Monfalcone. E quindi a quel punto la cosa ha cominciato a darmi fastidio e ho detto no, radichiamolo fortemente sul territorio. E quindi questo vuol dire appunto da una parte il dialetto, dall'altra parte mettere anche quel mondo quindi di confine, quindi sloveno, delle famiglie insomma miste, no? In cui si parlano varie lingue, in cui magari col papà parli in una lingua, con la mamma parli un'altra lingua, questo dal punto di vista dei figli, e quindi crei anche dei rapporti specifici, no? Per esempio Daria, la figlia di Angela, col papà parlava in sloveno, con la mamma parlava in italiano e col papà coltivava un rapporto che anche la mamma, a cui la mamma non poteva entrare perché non sapeva la lingua. Queste sono dinamiche che io vengo da là, quindi le conosco molto bene. E quindi come l'hanno presa all'estero? Ma insomma a Pechino si erano accorti che c'era più di una lingua e me l'hanno chiesto, nel senso non è qualcosa che, insomma, per quanto sia talmente peculiare, no? Talmente specifico delle zone, insomma, mie, nostre, insomma, di questa regione, non inficiava la comprensione della storia, cioè di quello che poi succede nelle dinamiche fra i personaggi, ma destava
molta curiosità, insomma. Questo parlavamo prima di Sgarfaradi che aveva visto il film, insomma, chiedeva, poi l'unica cosa che ha chiesto era questa cosa qua, nel senso che insomma, in questo senso mi fa piacere portare sullo schermo anche, insomma, molto lontano da noi, qualcosa di così specifico, però che non disturba, ecco, la comprensione degli eventi, ma anzi, insomma, forse anche rende tutto molto più realistico, seppur nella finzione. E questo è un altro aspetto interessante, un po' perché mi hai rubato la chiusa, nel senso che Farhadi, l'hai citato giustamente, è uno dei primi di fatto ad aver visto il film, quindi insomma ha speso delle bellissime parole, insomma credo che insomma, sia un riconoscimento di un certo peso, insomma parliamo sempre di Farhadi, insomma. Prossimo speriamo che in Lodge vediamo. Il prossimo vi abbiamo già dato una possibile idea per un remake. Quindi grazie ancora Ivan per il tuo film e grazie davvero, non far passare altri 8 anni, 2015 era Dancing, 2023, insomma non metterci proprio 10 anni per il prossimo. Stai già lavorando a qualcosa? Sì. Va bene, quindi 2023 facciamo i conti per il 2026. Va bene, per il 2026, dopo Gorizia Capitale ti aspettiamo qua. Grazie Ivan, buona serata a tutti.